Ciao a tutti, qui è Alessio Veneziano di Veneziano Therapy. Oggi è un nuovo appuntamento con un altro speciale ospite, esperta in medicina integrativa, biorisonanza, psicologia, crescita personale. È appassionata come me delle neuroscienze da molto più di me. Ha un approccio energetico alla guarigione. Sono qui con la dottoressa Maria Rosa Greco. Ciao Maria Rosa. Ciao, ciao Ciao. Alessio. Qualcosa in più su di te è perché dovrebbero ascoltarci fino alla fine i nostri ascoltatori, perché parleremo di una delle due tecniche che usiamo già nel nostro percorso con i nostri pazienti, il BVRT, che è una tecnica psicologica molto, molto efficace, diversa da tutto ciò che è la psicologia, diciamo, convenzionale, se si può chiamare così. Parleremo quindi anche di sciamanesimo, che è un qualcosa che non ho mai trattato nel mio podcast, che è un qualcosa che ho scoperto molto di più dall'ultimo viaggio che ho fatto in Guatemala e Belize negli ultimi mesi, e mi piacerebbe parlarne con te come, mh, come strumento per chi soffre di problematiche croniche. Il mio sono quelle persone che soffrono di cervicalgia, cefalea principalmente, però potrebbero essere anche altri problemi che si vanno a intersecare con la problematica fisica, come ben sai, e ci possono essere varie manifestazioni. Maria Rosa, come è iniziato il tuo viaggio nello sciamanesimo in particolare? Vorrei iniziare magari da lì a capire come ti sei avvicinata a tutte queste cose, perché ho detto una piccola parte della tua biografia, come ti sei avvicinato al mondo, diciamo, alternativo, che oggi non penso sia più alternativo della medicina, insomma. Allora, sintetizzo, vado sì, sulla sintesi. Mi sono avvicinata allo sciamanesimo ormai 20 e passa anni fa, per curiosità personale, una ricerca mia personale. Quello è stato il primo aggancio, perché in realtà, avendo già iniziato la mia carriera come psicoterapeuta, allora sentivo che comunque solo usare e focalizzarmi solo sull'aspetto mentale, prettamente mentale, tra l'altro nella maniera insomma abbastanza occidentale, era limitante. Sia nel mio proprio approccio alla realtà, mio personale, e anche come strumento di cambiamento per altre persone. E allora da lì ho cominciato la mia ricerca grazie anche a viaggi in giro per il mondo che ho cominciato proprio in quel periodo e continuo a fare, però insomma quella è stata una grande apertura mentale di scoperte nuove, insomma nativi americani, tante altre esperienze fatte, con esperienze fatte, cioè non era, i miei viaggi non sono mai stati il turista che va a visitare posti, ma il cercatore che sperimenta, si apre a un nuovo mondo, a nuovi linguaggi, nuovi proprio modi di vedere la realtà. E quindi da lì lo sciamanesimo è stato uno dei miei primi agganci per espandere la mia visione della guarigione, perché si può parlare, ci sono vari livelli, diciamo così, di cambiamento che una persona può raggiungere. C'è il cambiamento che passa soltanto sempre solo dalla mente, comunque come magari trasformazione di convinzioni su se stessi. E a volte purtroppo questi cambiamenti non sono stabili, non sono costanti nel tempo, perché vabbè, la storia della persona, ognuno delle nostre storie cambia e quindi le convinzioni cambiano, eccetera. Da qui invece ho sperimentato in questa espansione della modalità di trasformazione personale
questa ricerca con lo sciamanesimo, che ho riscontrato, perché sciamanesimo può voler dire tutto e il contrario di tutto. Ho riscontrato comunque una costante, se vogliamo così chiamarla, in varie culture tradizionali sparse nel pianeta, che ancora sono vive, non sono per niente ricordi del passato o che possiamo leggere nei libri, sono esperienze assolutamente vive. E una esperienza di base dello sciamanesimo, che ho trovato con nomi diversi in tante parti del mondo, è proprio la tendenza dell'essere umano a perdere una propria unitarietà, una propria integrità, con conseguenze sia dal punto di vista fisico che anche emozionale, collegata proprio a esperienze traumatiche, e chi non ne ha dalla nascita, e a volte da prima dalla nascita in poi, quindi è un'esperienza molto comune in realtà, più comune di quanto non si pensi. Perché il trauma è soggettivo, il trauma può essere una persona che mi pesta un piede mentre io sono rilassatissima, e questo momento mi porta, insomma, un momento di shock e di paura, da traumi molto più grandi, collegati a esperienze anche proprio che portano dolore sia fisico che emozionale. Quindi il concetto di base è che questa nostra integrità con cui nasciamo, siamo interi proprio come esseri a tutto tondo quando nasciamo, si comincia a indebolire, in conseguenza proprio a traumi, di qualsiasi genere. E nello sciamanesimo un'esperienza, comune, la prima che si propone, che fa lo sciamano, l'uomo medicina, il guaritore, chiamiamolo come vogliamo, in giro per il mondo ognuno mette le proprie etichette, la prima esperienza che fa è recuperare parte di questa integrità naturale con cui nasciamo. E una esperienza, una tecnica, se vogliamo chiamarla in maniera occidentale, comunissima, è proprio quella di andare a recuperare parti della nostra integrità, della nostra anima, collegata al momento dello shock, al momento del trauma. Ripeto, trauma di qualsiasi genere. Perché un assunto di base è che quando c'è uno shock, che può essere cioè, l'incidente fisico, o appunto una frustrazione, o comunque uno shock emozionale, un trauma emozionale, in quello stesso istante, dal punto di vista molto più profondo ed energetico, quindi non tanto mentale sì, ma è la stato più superficiale, ma dal punto di vista più profondo avviene un distacco di una nostra parte, della nostra integrità, che per paura, collegata proprio allo shock di quel momento, si rifugia in un mondo che nello sciamanesimo viene individuato come mondo di sotto, che sarebbe il grembo della madre, il grembo di madre terra, inteso non come terra, pianeta fatto solo di una sostanza così fisica, materiale, ma una sostanza energetica che comunque ha delle sue qualità. E quindi questa parte della nostra anima, della nostra integrità, si rifugia, come tornare un po' nel grembo protettivo che abbiamo come archetipo, le abbiamo tutti conosciute, perché per 9 mesi, per il nascere, abbiamo vissuto quella realtà, un contesto protettivo, proprio l'aspetto più protettivo che abbiamo potuto conoscere. Poi ci si dimentica di quell'aspetto, ma in realtà a livello profondo no, l'esperienza rimane. Quindi questa nostra parte, quando vive un trauma, si rifugia, va di nuovo a cercare quel contesto protettivo, che nello sciamanesimo, che individua più mondi di realtà che si intersecano. Adesso, ad esempio, la fisica quantistica sta, con altri termini più moderni, è tornata alla tradizione più antica. Nello sciamanesimo l'aspetto quantistico dei multi-universi non è una novità, è sempre stato la realtà.
L'essere umano può spostarsi su vari mondi, non esiste solo il mondo quotidiano, cosiddetto Mm, ordinario. Esistono tanti altri mondi, quello dei sogni è un mondo, quello dei viaggi, il sogno ad occhi aperti ti porta in un'altra realtà. Esistono veramente tanti mondi che si possono intersecare. Uno di questi è quello in cui va a rifugiarsi la parte della nostra integrità, della nostra anima, come protezione quando vive un trauma. È l'esperienza dello sciamanesimo antico che si fa la prima per portare di nuovo, ripristinare una guarigione, sempre autoguarigione, tra l'altro nello sciamanesimo si parla sempre di autoguarigione, quello che arriva dall'esterno come strumento, che sia lo sciamano, una tecnica qualsiasi, non fa altro che avere una sorta di richiamo, una sorta di stimolo forte per di nuovo riportare la persona nel naturale autoguarigione, perché il nostro fisico e soprattutto l'aspetto fisico della realtà ha delle potenzialità immense di autoguarigione che spesso però rimangono dormienti, mm, proprio latenti, per non conoscenze, per un fatto culturale o sociale, insomma, le variabili sono tante, però spessissimo succede questo. Per non allargare tanto i discorsi, tornando allo sciamanesimo, quello che succede quando si vuole ripristinare un equilibrio che porta di per sé per forza a una guarigione, si fa quella che viene chiamata, appunto tu citavi all'inizio, soul retrieval o nel termine italiano caccia all'anima, che è la stessa cosa. Quindi recuperando quella parte d'anima collegata a un trauma specifico, quello che succede nella persona, nella sua parte più profonda, è ripristinare una potenzialità, un potere di autoguarigione molto forte, personale. E ti faccio un esempio per rendere magari ancora più chiaro questo. Noi nasciamo, facciamo conto come un puzzle tutto completo, con ogni tesserina al proprio posto. E le esperienze traumatiche possono equivalere alla perdita di una tesserina. E ok, ne perdi una, ma il quadro magari rimane ancora intero, ma una, due, tre, quattro, se comincia a perdere un po' di tessere e nella vita a contatto col mondo esterno l'essere umano è inevitabile questa condizione di trovarsi a perdere parti di sé. Perché il mondo esterno spesso stride rispetto a quello che noi, la nostra natura, quello che noi vorremmo, quello che sono i nostri desideri, le nostre tendenze, spesso cozzano con quello che arriva dal mondo esterno e quindi è abbastanza frequente perdere parti d'anima. A un certo punto questo puzzle iniziale non è più forte, non è più stabile e questo porta a volte a conseguenze di disarmonie sia dal punto di vista fisico che emozionale. Dal punto di vista energetico, ogni parte d'anima, ad esempio persa, corrisponde a un grumo di energia che si fissa lì. Ti faccio un esempio. Se io ho vissuto un incidente stradale, ehm, 30 anni fa nella mia vita. Ok, ci sarà stato senz'altro dal punto di vista fisico, magari insomma ci saranno stati problemi ehm, di qualsiasi genere, insomma, una parte del corpo che ha subito comunque un trauma. Dal punto di vista emozionale, lo shock per l'incidente e queste due parti di noi hanno senz'altro, si sono fissate per queste due dimensioni dei grumi energetici.
ho sbattuto, mi sono rotta, insomma, la tibia, bene, lì dal punto di vista più profondo, al di là dell'aspetto fisico, senz'altro ci sarà stata proprio come una fermata della nostra energia, come un'impronta statica che in quel momento ha bloccato il fluire della mia energia, a seguito proprio per il trauma fisico. La stessa cosa a livello emozionale, lo shock, la paura di qualcosa di non controllato, senz'altro ha fatto fissare un momento di energia che si è bloccata lì. E se io non ho mai lavorato su questi aspetti, possono passare anche 50 anni, 60 anni, quel blocco di energia è rimasto lì. E spesso, magari io ho guarito la frattura fisica, ma spesso questo blocco emozionale poi porta a altri tipi di conseguenze che magari non sono più collegate direttamente a quell'evento, alla tibia che si è fratturata, ma si stacca, proprio perdiamo anche la connessione e il ricordo anche rispetto a quell'evento iniziale, la sorgente, però le conseguenze poi fisiche o emozionali ci sono, anche a distanza di tanto tempo. Hai toccato, hai toccato quando hai detto il ricordo. Può essere che quel ricordo magari è ancora lì dentro, ma noi non l'abbiamo semplicemente offuscato. Quindi come lavoriamo in quel caso? Avrei due domande. Una, come lavoriamo in quel caso se non ci ricordiamo qual è veramente stato il trauma? E due, tutti a questo punto avremmo avuto dei traumi da quando siamo nati o prima di essere nati addirittura nelle vite precedenti, se si può dire così, io ci credo ed è una cosa che, insomma, dalle tradizioni antiche se ne parla molto delle vite precedenti, soprattutto nello sciamanesimo. No? Ehm, quindi tutti a questo punto avremo bisogno di questo particolare aiuto del Soul Retrieval. O ci sono altre cose che tu faresti prima di arrivare a un trattamento di questo genere? Guarda, no, questa è un'esperienza che è comune, cioè come tipo di recupero di base immediato, io farei questo. Ed è, d'altra parte, è stata la mia esperienza personale. Io così mi sono approcciata allo sciamanesimo, ho fatto un lavoro su di me Mm, perché avevo una domanda esistenziale collegata comunque, che poi ho capito, a un trauma, e da mm. lì, dalla mia ricerca personale, la mia curiosità, ho appreso la tecnica per me, l'ho usata prima di tutto per me, ne ho visto la validità, ho visto che funzionava perché ho risanato quella esperienza che ancora era rimasta latente per me, scioccante, e allora poi ho approfondito, quindi ho fatto le mie esperienze per poi poterla apprendere e praticare anche per altre persone. Quindi io come esperienza di base sì, perché nello sciamanesimo, con la tecnica proprio del solar retrieval, anche se tu non conosci l'evento perché la mente lo ha coperto, te lo ha fatto dimenticare, non è importante. Quando io uso la tecnica della caccia all'anima, appunto Soul Retrieval, caccia all'anima, ehm, posso conoscere l'evento della persona, che è un evento ovviamente scioccante, o comunque problematico, e parto da quello per andare a fare il mio viaggio sciamanico proprio e recuperare la parte d'anima collegata a quell'evento, oppure posso partire da un problema. Cioè la persona viene da me e dice io da 10 anni soffro di emicrania. Magari chiedo, "Beh, ti ricordi cosa è successo?" No, in realtà non ho nessuna connessione come ricordo rispetto a quando ho iniziato questa problematica. Per lo sciamanesimo poco importa, perché quando tu vai a recuperare, quindi è come se ci fosse un'interazione, cioè è
Succede questo quando si fa l'esperienza della caccia. Io interagisco con la parte d'anima che si è staccata nel momento in cui è avvenuto il trauma. Non è appunto in questa realtà che tutto questo succede, ma nella dimensione del mondo di sotto, come dicevo. E allora a volte quella parte della persona che si è staccata ha il ricordo di quello che è successo, e se serve alla persona poi magari avere anche la spiegazione dell'evento, della sorgente, la spiegazione mentale della sorgente dell'evento, io poi comunico con la persona questo aspetto. A volte magari non è neanche così importante. La cosa che comunque è comune succede sempre è che tu vai a recuperare il momento iniziale che ha portato alla perdita della parte d'anima. E quindi, ripeto, non è importante eh, ritrovare l'evento scatenante. Spesso sì, succede perché io ho questo tipo di esperienza e quindi poi la comunico. A volte non è neanche necessario per la persona nel mondo ordinario sapere con la sua mente cosa è accaduto 10 anni fa. Senz'altro io recupero la parte d'anima collegata a quel momento, a 10 anni fa, quando la persona ha cominciato ad avere l'emicrania. E guarda caso, quello che succede di bello, di meraviglioso dal mio punto di vista nella vita ordinaria, che dal momento in cui faccio l'esperienza, e in genere i primi 10 giorni successivi alla caccia, accadono tutta una serie di trasformazioni, di modifiche, di cambiamenti nella persona, sia a livello fisico, ma prima di tutto energetico, e l'aspetto energetico si porta con sé cambiamenti di ordine fisico ed emozionale. Spesso arrivano coincidenze, ricordi che compaiono ad esempio all'improvviso alla persona perché sta facendo la sua evoluzione, il suo percorso di trasformazione collegata proprio all'avere di nuovo inserito una tesserina. Torniamo all'esempio del puzzle. Io cosa ho fatto con la caccia? Ho riportato a posto una tessera del puzzle della persona. E quindi, avendo più forza nella struttura di base della persona, piano piano si ricreano delle ramificazioni, delle connessioni tra il puzzle iniziale e le parti che erano mancanti. Come se si rinsaldasse piano piano la struttura energetica integrata con cui nasciamo, si rinsaldasse piano piano sempre di più. Mm. E da dove... Vabbè, c'è una domanda che mi è venuta in mente perché può essere una che me la... un telespettatore o chi ci sta sentendo, insomma, potrebbe chiedersi anche che cos'è l'anima a questo punto e perché se si divide dove va quell'altra parte? Per tu hai detto nel mondo di sotto. Ehm, dovessimo spiegare appunto dal punto di vista proprio, mm, lo so che non si può dire nulla dal punto di vista materiale, però in termini più pratici, come potresti spiegare, che cos'è l'anima? Mm. Beh, ci vorrebbe Ci un vorrebbe un altro seminario intero podcast. su questo. Lo Sì, so che non è una domanda però molto semplice, scusami. sì, però per darti comunque così una risposta, così un aggancio, ti dico che l'anima nello sciamanesimo non è lo spirito, perché infatti non si parla di aspetto divino, aspetto allo spirito. Quello è un aspetto della coscienza, un altro stato dell'essere, che nella sua evoluzione in realtà usa il corpo e la mente, però proprio viaggia in un'altra dimensione totalmente. L'anima è un po' un collante, è uno stato di mezzo, una dimensione tra l'aspetto terreno della persona, in cui c'è sia il corpo che la mente, e il suo stato superiore, se vogliamo, la sua parte cosciente. È un interregno, un Mhm. intermezzo, ok?
questo posso dirti. Allora, l'anima è tanto collegata con l'aspetto terreno della persona. Ecco perché viene intaccata purtroppo quando si parla appunto di perdite di parti d'anima, quando la persona vive nel suo mondo terreno, vive delle esperienze traumatiche. L'aspetto cosciente no, non potrebbe mai essere intaccato. L'aspetto proprio, se vogliamo chiamarlo, mettiamoci l'etichetta della parte spirituale dell'essere umano, no? Mhm. E per chi la risveglia, ecco, non è mai intaccata da ciò che succede nel corpo e nella mente. Ok, Proprio un altro piano. ok. Non essendoci spazio-tempo in tutto quello che Mh. stiamo dicendo, in questa esperienza, no? Come si potrebbe usare quindi questa esperienza dal punto di vista del ricevente e di chi sta guidando questa esperienza, in questo caso tu o chi sa usare questa esperienza, no? Come potrebbe funzionare dal punto di vista digitale? Okay. Io ormai da, diversi anni, per, diciamo una serie di necessità mi sono proprio aperta a questa condizione, di, appunto essere fuori dallo spazio-tempo davvero. Perché faccio caccia ad esempio per persone che sono ovunque nel mondo, quindi, non pos cioè l'aspetto fisico, a un certo punto, È il limite. eh sì, è diventato un limite e in realtà per questa esperienza, appunto, come dicevi tu, giustamente, è irrilevante lo spazio. Perché io viaggio su un'altra dimensione, quindi anche se la persona non è fisicamente vicino a me, se non la tocco, o se lui non mi vede o io non la vedo, è assolutamente irrilevante. Non cambia proprio nulla, nella parte più profonda della persona, questo collegamento io lo stabilisco. Io quello che chiedo alla persona è che magari, cioè, comunico quando faccio l'esperienza, che quindi magari ci concordiamo il momento in cui la persona può godersi, sapere che sta ricevendo un'esperienza. Quindi godersi il suo momento magari di si sdraia, può anche dormire la persona, eh. Io infatti spessissimo le mie cacce sono in seconda notte, diciamo, proprio in notturna molto avanzata, in una parte proprio della notte molto avanzata, e quindi la persona magari sta già dormendo, però lo sa, io l'ho avvisato che farò quell'esperienza e quindi la parte più profonda comunque si apre a ricevere. Mhm. Questo serve per la persona che riceve, nient'altro. Non serve sapere, avere conoscenze di sciamanesimo, sapere che cos'è la caccia all'anima, se ci crede, non ci crede. Spessissimo, ad esempio, mi è capitato negli anni, le tantissime esperienze che ho fatto, persone dice sì, però io, boh, tu hai parlato di questa esperienza, ma io in realtà non credo, sono tipo San Tommaso, credo solo a quello che tocco e che coi cinque sensi e basta. È irrilevante. L'unica cosa che è necessaria perché la caccia faccia il suo corso, quindi che io riesca a parlare con quella parte d'anima collegata al trauma e faccio rientrare dentro la persona quella parte d'anima, l'unica variabile che la persona deve mettere è la sua disponibilità a guarire, la sua disponibilità a ricevere quello, uno strumento che in questo caso stiamo parlando di caccia, ma la stessa cosa vale per qualsiasi tipo di strumento che la persona è disponibile a far lavorare nella sua vita. Chiaro. Se non c'è quello, allora dice vabbè, io preferisco stare male, me ne sto con le mie sofferenze, beh allora esiste il libero arbitrio e su quello Certo. non si può interferire. Allora, Certo, chi ci ascolta immagino che in realtà è qui non solo per curiosità, ma anche per una esigenza di trovare qualcosa di diverso che non ha funzionato fino ad oggi, no? Infatti la domanda successiva è quella che ti volevo fare, è perché secondo te la psicoterapia classica, convenzionale, quella che diciamo si può trovare
al primo psicologo che si può trovare in 100 metri, un chilometro da casa nostra, non funziona, o nella maggior parte delle volte non funziona nei dolori cronici o patologie croniche di veramente tanto tempo. Mm. Cos'è il limite? Qual è? Il limite è che tu, il limite è uno, la mente mente, proprio. Mhm. Un assunto di base. Quindi per quanto tu possa dare stimoli, strumenti perché la persona faccia i propri cambiamenti, dalla mente non puoi cambiare la mente. Perché la mente ha una capacità di autoipnosi pazzesca, di illudersi, e quindi la persona magari è convinta in buona, in onestà personale di stare cambiando delle cose e in realtà è un cambiamento che rimane soltanto nella superficie della vita della persona. Non intacca l'aspetto energetico, ad esempio, non coinvolge la persona quindi nella sua totalità. Anche strumenti tipo, che ne so, ti parlo di bioenergetica, che comunque già sono molto più espansi, più aperti ad altre prospettive che non considerano soltanto la mente. In realtà comunque c'è sempre la tendenza a settorializzare il tipo di strumento di trasformazione che si può proporre per la persona. Ecco perché non funziona. La mente, cioè la psicoterapia classica, e io tra l'altro l'ho usata, sia per me, perché prima di specializzarci, questo è necessario, fortunatamente, fare un lavoro personale prima di aprirsi all'esterno e aiutare altri, pensare di aiutare altri è necessario, quindi sia su di me sia per altre persone. Per 10 anni abbondanti ho usato quello strumento e ne ho visto quindi i limiti. Mhm. Perché la mente, ripeto, dalla mente non puoi veramente trasformare la mente. Ok. Mancano parti che sono essenziali. L'aspetto emozionale in nuce, proprio l'aspetto più crudo dell'emozione è l'energia. Se tu mi tratti l'emozione, la tristezza o la rabbia come manifestazioni della mente più superficiali e ti perdi l'aspetto energetico, cioè, oggi posso stare bene, ma domani capita un altro evento e ricado lì, perché non ho sanato un aspetto più profondo, non ho trasformato lì. Stiamo parlando comunque di persone che hanno già lavorato su se stesse, immagino. Cioè il cliente, il paziente o la persona che ci sta ascoltando può sentire questo come una scusa, probabilmente, anche dire, ah, vedi, allora ecco perché non sono cambiata o cambiata, ecco perché ho ancora questo problema, perché ehm, non riesco a cambiare la mente. Mm, Può essere questo anche un limite di chi ci ascolta che dice, allora faccio questa esperienza che per me assolutamente sono super pro a farla, vorrei farla fare a tutti i miei pazienti a questo punto. Ma può essere che magari per certe persone, certe persone non sono pronte o non va bene questa cosa per loro e magari devono affacciarsi per esempio all'altra tecnica di cui volevo parlare oggi, di altre tecniche psicoterapiche, prima di iniziare con questa? O secondo te, è talmente potente che anche per qualsiasi persona che si autosabota quasi, mm, oppure non veramente non vuole lavorare su se stessa così tanto, dice ok, no, allora io faccio questo solo retrieval perché non voglio lavorarci troppo su di me, allora faccio questo che è più facile. Secondo te è un mm. qualcosa che può essere una scusa, questa cosa per un paziente, dire ok, io faccio un qualcosa che mi fa lavorare il meno possibile. Mi, mi capita spesso come domanda anche per medicine psichedeliche, no? Nel Centro America si usa molto l'ayahuasca come cerimonia. Mhm. Per chi non la conosce, insomma, sono medicine Quanto-
È molto, una pianta molto, maestra. è una pianta Sì. maestra, però uno può dire, ecco, io non faccio quello che è la cosa più semplice, magari anche difficile come esperienza, ma piuttosto che lavorare su se stesso prima, va là sperando che ci sia una guarigione totale. Cosa ne pensi tu? Allora, io torniamo appunto alla disponibilità a guarire di cui ho accennato prima. Il miracolo solo che arriva dall'alto, tipo la provvidenza, io sto qui passivo, guaritemi, a questo tipo di miracolo ci credo poco. Ci può essere la persona, ad esempio, un po' più pigra, che dice: Ok, io non Più pigra. voglio intraprendere chissà, cioè, investire troppo tempo della mia vita per fare delle cose, usare tecniche, strumenti che, per stare meglio. Non ho voglia. Però mi interessa, cioè, però voglio stare meglio, però voglio guarire la mia problematica. Sto solo cercando una via più breve. Questo ha senso, Ok. e perché no? Non ha assolutamente senso. Dice, vabbè, io sono qua, fate di me quello che volete, però non ci mette proprio, non c'è neanche, non aziona neanche la prima per accendere il proprio motore. Sta lì, sta in macchina simbolicamente e pensa che la macchina parta da sola. No, se tu non azioni, almeno fai un gesto iniziale minimo, che è azionare la prima marcia, non vai da nessuna parte, stai lì. Mhm. Chiaro. Quindi sì, ci sono le persone che preferiscono stare nelle loro zone di comfort, dove c'è proprio magari la propria tendenza nella propria vita per storia personale a essere la vittima. Io quello che è l'archetipo di chi sta lì passivo, che non accende il proprio motore, è la vittima proprio, Sì, non che guarirò si mai. lamenta. Sì. Sì, si lamenta di tutto a lui succede, tutte Mhm. le disgrazie possibili, dal punto di vista fisico e emozionale, se li chiama magari pure, però in realtà sta bene in quella condizione, perché tra l'altro a livello neuronale è una cosa che poi ormai qualche decina di anni fa, ma insomma è stata scoperta, è che esistono delle connessioni fortissime tra le emozioni che magari la mente della persona più superficiale dice ma sono negative, perché io se ho la tristezza, la malinconia, insomma il mio dolore è una cosa negativa, però in realtà ci sono delle endorfine di piacere che si collegano così masochisticamente a quelle emozioni. La Candace Pert è stata proprio la ricercatrice che veramente ha aperto un mondo da questo punto di vista qualche decina di anni fa. E quindi la persona, anche se si lamenta e vive delle sue insomma, esperienze dolorose, guarda caso si richiama sempre nella propria vita esperienze simili per poter di nuovo rivivere quelle stesse tipi di quelle condizioni di dolore, di sofferenza. Quindi E questo è un aggancio neuronale. è una sorta di Sì, dipendenza all'autosabotarsi. sì. Ok, quindi è una dipendenza alla tristezza, una dipendenza all'ansia, che poi non è altro che quello che dicono le neuroscienze, anche non so adesso quando hanno fatto questi studi, questi primi studi, ma nel dolore cronico è proprio questo, no? Il fatto di utilizzare le stesse vie neuronali per Mm. tanto tempo, collegate anche solo a un movimento, ok, il movimento del girare la testa a destra e Mhm. mi fa male il collo. Magari lì non c'è nulla dal punto di vista strutturale che è un problema, ma il condizionamento di fare quello e avere quel output verso il Mhm. corpo e input verso il cervello costantemente l'ha memorizzato, un po' come si può usare, insomma, imparare uno strumento musicale, no? Si fa sempre con la stessa cosa e dopo poi diventa automatica. La Sì. tristezza, come hai detto tu, o anche un'emozione può essere memorizzata così tanto da esserne quasi dipendenti.
Quindi è un qualcosa che non è scontato. Io l'ho scoperto molto tardi. E soprattutto, vabbè, io arrivo da un background fisioterapico, quindi tutto questo forse negli ultimi 5 anni, forse si sta studiando, ma 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, assolutamente il corpo era una cosa, la mente era un'altra. E immagino dalla tua parte in psicologia la mente è un qualcosa, il corpo è un'altra cosa. Quindi non c'è Mm. stato mai il mezzo. E quello che manca Sì, secondo me è il mezzo oggi. La prossima tecnica, infatti, che ti volevo chiedere è la BVRT, la Brain Working Recursive Therapy, che è un sì, qualcosa che usiamo oramai da non so quanti mesi con l'altra psicologa, psicoterapeuta, e sta dando un sacco di mano a me mhm, da fisioterapista. Come la useresti? Allora, innanzitutto, che cos'è? Se vuoi spiegarci un attimo questa tecnica che secondo me è molto più strutturale, molto più mentale, molto più materiale, da quello che sì, io ho capito per la mia esperienza, rispetto alla parte, diciamo, di Soul Retrieval, che lì andiamo sul punto di vista energetico, con qualcosa di più ampio, forse anche molto astratto, no? Anche da capire. Però invece questa sì, psicoterapia che è totalmente inusata in Italia, siete veramente in pochi che fate questo, ecco perché sì. ti ho contattato mesi fa per parlarti di questo. Come possiamo usare questa tecnica, se vuoi spiegarcela in breve parole, per emicranie, per ansia o per dolori? Mh. Guarda, in 2 parole, proprio per essere sintetici, visto appunto questo contesto, ti dico che, la tecnica viene usata per rimuovere le memorie emotive collegate a un trauma. Anche qui il trauma, può essere di vasto come scala. Psicofisico. Sì, sì. Quello che succede lo fa in maniera molto veloce, proprio disinnescando, è come disinstallare un sistema. Ecco, io un esempio che spesso faccio, che calza molto, e la nostra mente, e tra l'altro la BVRT lavora sulla mente inconscia, quindi magari tu hai dimenticato tutta una serie di memorie e di risposte condizionate allo stimolo iniziale proprio del trauma, no? Però la parte inconscia ce le ha quelle, è come se non ci sono quelle memorie, ci sono e come, no? E io come esempio appunto dicevo, uso questo, la mente è il nostro computer, è il nostro software, no? E noi abbiamo dei programmi installati in questo computer. La tecnica di BVRT lavora come disinstalla una, una funzione, disinstalla in questo caso delle risposte emotive, ovviamente negative, di sofferenza collegate al trauma, e ne installa immediatamente. Questa è la cosa stupenda che ho trovato di questa tecnica. Non si limita a disinstallare, perché questo magari a volte con certi tipi di ipnosi lo fai, no? Cioè di modificare comunque certe vissute e quindi certe memorie inconsce. Ma qui la cosa speciale per me è che subito, nella stessa seduta, nella stessa sessione, tu installi una risposta positiva. Quindi quello che succede è che proprio c'è una sostituzione, ma a livello anche neuronale, perché proprio si lavora, perché si parla di recursive? Perché nella sessione, cioè la tecnica funziona perché tu continui a riproporre in maniera molto, tartassante, no, per la mente inconscia e molto velocemente un nuovo stimolo che alla fine crea una nuova connessione a livello neuronale e da lì c'è la guarigione, molto veloce. Cioè, quindi poi, ad esempio, un'esperienza che molte persone con cui uso questa tecnica mi dicono, dice, sai, io dopo ho tentato di tornare anche come memoria mentale
a quell'evento doloroso, cioè a quel dolore anche fisico, ma sai che non riesco più a, a ricordare la qualità di quel dolore, cioè non ho più, come se si fosse cancellato Sì. quel programma. L'ho provato più volte. eh, di recente ho fatto una sessione su di me con la psicoterapeuta che me l'ha fatto. Mhm. E veramente non riesco a ritrovare la stessa emozione, neanche volendo, di quel ricordo che per me è stato usato per un sintomo fisico, ok? Quindi c'è Sì, un'emozione, un ricordo, un trauma legato a un problema fisico che uno può avere. Però la maggior parte dei miei pazienti sono persone che sono molto ansiose, o hanno problemi articolari di dolore cronico, no? E non si lavora quindi sul dolore al collo come dal punto di vista strutturale, perché sappiamo mhm, che ha una radice emotiva, questo lo sappiamo mhm, perché cioè, lo vediamo anche in base agli ultimi studi della neuroscienza, quindi è un qualcosa che sì, dovrebbe essere scontato, ma non lo è. Non è scontato, si parla ancora di postura, si parla ancora di rinforzo muscolare, siamo molto limitati, mi viene anche quasi, eh, non dico la rabbia, ma mi fa arrabbiare il fatto che qualcuno ancora sia rimasto indietro di 10 anni, se non di più. Ehm, sì, anche di più, infatti. quindi quasi queste due cose, BVRT e Soul Retrieval, si potrebbero comunque intersecare uno con l'altro per dare un risultato che è tangibile nel breve periodo, da quello che ho capito, no? Cioè il BVRT è proprio nel giorno stesso o nel minuto in stesso che tu fai la terapia e non devi neanche parlare col paziente. Cioè il paziente Sì, non deve neanche dirti il problema, che è qualcosa di incredibile. Uno pensa, vado dallo psicoterapista, gli racconto quello che è successo e il psicoterapista mi fa delle domande e mi fa capire che magari quel modo che di cui sto pensando del problema non è così, no? O è sì, sì, sì. diverso. Questa è la classica terapia, almeno che io ho provato. E invece no, e qui non devi neanche Mm. parlare, che è una cosa incredibile. Quanto usi queste due tecniche solitamente? Ne usi più una, ne usi più un'altra? Com'è la tua esperienza con i tuoi pazienti? Eh, O, allora, o come scegli tu in base al paziente cos'è giusto per lui o per lei? sì, dipende proprio dal modo in cui si approccia la persona. Cioè, io non parto mai su un'idea preconcetta, con questa persona faccio questo perché, che ne so, per X motivi e con un'altra faccio no, no. Mm, Io leggo, diciamo che i messaggi subliminali che mi arrivano dalla persona. C'è la persona che si dispone meglio, proprio torno a quello che dicevo prima, l'apertura, la disponibilità a guarirsi. Si dispone meglio, si apre meglio a ricevere quando sente di voler avere un atteggiamento più attivo. E tra i due strumenti, comunque, BVRT, è vero appunto che la persona non ti dice che non serve proprio, non serve a nulla esprimerti il problema, però esiste lì nella parte attiva mentre succede la sessione, mentre vive quella sessione, dentro di sé risponde comunque a delle sollecitazioni che il terapeuta dà. Adesso appunto non ha senso spiegare la tecnica nel dettaglio, però no, ci certo. sono delle indicazioni che il terapeuta dà e la persona quindi agisce, anche se tutto avviene dentro di sé, ma in quel momento sta rispondendo. E allora, magari per una persona che io capisco che può accelerare il suo processo di guarigione perché vuole essere parte attiva in questo senso, allora magari propongo il BVRT. Ci sono persone che invece in realtà sono appunto, hanno voglia, vogliono uscire dalla condizione di sofferenza, in senso lato, però magari a loro sta bene ricevere dall'esterno sapendo che comunque quella tecnica raggiungerà una parte
seguimi, perché io spiego quando uso la caccia un minimo di introduzione a che cosa sta vivendo poi la persona, anche se a distanza io lo dico, perché voglio che la persona sia quanto più partecipe possibile, perché quella disponibilità è collegata alla partecipazione a quello che succede, perché attiva una parte più cosciente della persona e questo senz'altro aiuta il processo di guarigione. Allora, con certe persone che vogliono godersi, magari persone ad esempio che non si fermano mai, persone che sono sempre lì attive, fanno 30.000 cose, quindi anche dire fermati un attimo, respira, fai 5 respiri profondi, sembra cioè, che stai chiedendo a chissà che cosa. Bene, ci sono quelle persone che già il fatto di sapere di stare sdraiati per un'ora e un quarto circa, perché la caccia ad esempio ha questo tempo e quindi è più lunga rispetto a una seduta in genere di BVRT. Però ripeto, sono due cose diverse perché la caccia, anche se la persona dorme, funziona, però la persona sa che è una cosa che riceve, per cui sta lì e si gode il ricevere dall'esterno. Allora io preferisco proporre come prima cosa la caccia all'anima a questo tipo di persona. Quindi dipende un po' dall'approccio che la persona, che intuisco che la persona abbia con la vita, col modo suo di interagire col mondo esterno. Non ci sono degli schemi precondizionati, per cui cioè non posso dirti cosa uso di più, dipende dalla persona. Sicuramente la caccia che uso da 20 anni ho usata con tantissime persone, BVRT invece che è un approccio che ho incontrato da meno tempo, allora cioè, l'ho usato con meno persone, ma solo semplicemente per questo, una Ok, questione di mia tempistica. ok. Quindi un'ora e un quarto, un'ora e mezza, tu devi essere fisicamente, cioè ovviamente tu non sarai fisicamente lì, puoi non essere fisicamente lì con la persona, ma devi essere collegata in via digitale oppure No, semplicemente spieghi alla persona mettiti in quella posizione sdraiata, eh, fatti trovare così e io da questa parte lavoro diciamo da remoto. indipendentemente, da remoto, esatto, Sì. esatto, Ah, sì, esatto. proprio in senso letterale. Sì, sì, io quello che faccio è do un appuntamento di orario. Ok. Guarda, questa sera a mezzanotte o domani mattina alle 8 sappi che farò la caccia per te. Ho già spiegato cos'è la caccia, Mhm. pochi elementi. Quello che succede è che io faccio quello che si chiama viaggio sciamanico, mi sposto in un'altra dimensione. Ok. Io sono sdraiata, ad esempio, per una parte. La tecnica è per chi usa, in questo caso io uso la tecnica, io uso una prima metà dell'esperienza da sdraiata ed è come io lavoro come se avessi davvero la persona accanto a me, sdraiata accanto a me, ed è lì che io interagisco, faccio quello che si chiama il viaggio sciamanico, mi sposto nel mondo di sotto e interagisco con la parte d'anima collegata all'evento traumatico della persona, fino a invitare quella parte a tornare dentro di sé. Fatta questa parte, prima parte, io mi sposto nello spazio, uso quella che si chiama, proprio nel termine più antico, la trance dance, cioè uso il movimento del mio corpo, quindi uso proprio la musica, eh, la trance dance proprio classica, non so, classica, insomma, poi Sì. magari vi faccio anche un accenno di questo, ma comunque per me è fondamentale muovere il corpo perché in quella fase radico anche nella struttura psicofisica della persona quello che ho recuperato su un livello ancora più profondo. Quindi è essenziale la fase di movimento per me. La persona invece se ne può stare tranquillamente sdraiata per tutta la durata dell'esperienza e non serve neanche, io in genere se si tratta ad esempio di notte, cioè non dico poi alla persona ti chiamo perché ti avviso che ho finito, no, No. poi in genere, magari dopo qualche ora o l'indomani, mi do un appuntamento
o telefonico, o a volte scrivo alla persona Ok. cosa è successo e ho magari a volte arrivano dei suggerimenti da dare, ma dalla caccia, dalla sua parte più profonda, non è una cosa che posso stabilire io Mhm. così, come aspetto teorico, perché l'esperienza della caccia è un'esperienza assolutamente reale, reale con la R maiuscola, è un'esperienza viva. Non è psiconavigazione, non c'entra niente con l'ipnosi, no, c'è proprio un'altra realtà, un'esperienza, una realtà viva. Che viene usata da migliaia di anni nel mondo Yes, centroamericano, quindi non sono cose New Age, nel senso, non sono cose assolutamente scoperte no. adesso, sono cose che si fanno veramente da tantissimo tempo. Io stesso ho sentito personalmente storie di queste esperienze proprio nelle popolazioni che ho incontrato in Centro America, indigene, Mhm. quindi sono, non possiamo essere dalla nostra parte moderna così arroganti, ok, di dire, cioè potremmo essere scettici, per carità, tutti siamo scettici, è giusto forse esserlo, ma non arroganti da dire questa non è una cosa che funziona. Cioè funziona a livello magari molto sottile, che la persona non riesce a notare subito un cambiamento, immagino, nell'immediato. Magari sono micro cambiamenti giorno dopo giorno fino a che qualcosa, magari nelle giornate successive o magari un mese dopo, inizia a dire, ah, ma vuoi vedere che sto dormendo anche meglio, mi trovo, ho un'energia rinnovata, i sintomi sono di meno. Mi è capitato nell'omeopatia a me, una sorta di incremento esponenziale del benessere, no? Mhm. Dove sì, uno può dire, sì, magari placebo, il fatto che io già pensavo che questa cosa mi ha curato, placebo funziona, è una cura anche Mhm. stessa. Qui c'è qualcosa però di più, no? Che viene tramandato da migliaia di anni, quindi si potrebbe parlare veramente di tantissimo avrei domande sulla fisica quantistica, ma purtroppo non abbiamo quel Sì, tempo, magari faremo delle altre sessioni, episodi se vorrai in futuro. sì, con Eh, piacere. Maria Rosa, come ti possono contattare nel caso, insomma, per qualsiasi, per un messaggio, per una- una sessione con te, come possono mettersi in contatto con te? E guarda, io in genere do due strumenti. Uno è il mio telefono, se lo fornisco senza nessun problema, che è il 338 7255 800 e sono su Telegram. Non uso WhatsApp per scelta, sono uscita dal mondo di WhatsApp qualche anno fa. Telegram e Viber sono le due app che uso Ok? e mi trovano come È l'email? dottoressa. E poi la mail che è mariarosa.greco@sciamanesimo.eu. Questi sono Perfetto, gli strumenti. Poi ho perfetto. il sito, se vuoi velocemente dico anche il sito dove si possono trovare anche queste descrizioni di queste esperienze, che è trasformazioneinteriore.com, e lì trovate me, insomma, è il mio. Cercherò di mettere tutto in descrizione per coloro che sono interessati a approfondire, esplorare questi discorsi. Vuoi dire qualcosa Ok? prima della chiusura, Maria Rosa? Che magari non ti ho chiesto, è per te importante dirla oppure siamo a posto così? No. Cioè, vorrei sì, ma no, direi che in questo momento va bene così. Ok, nel caso chiediamo a chi ha domande di mettere nei commenti, così che possiamo eventualmente Mhm. rispondere alle domande successivamente con ulteriori video o con semplicemente una risposta scritta al commento. Sì, sì. Sì, mentre stavi dicendo queste ultime cose mi è venuto, in realtà avevo pensato di fare un esempio su come può funzionare la caccia, però non lo so, magari non è più il momento adesso, insomma, Sì, sforeremo. puoi dirlo se è una cosa
Allora, Abbiamo qualche minuto ancora. sintetizzo. Quando tu dicevi adesso, poco fa, proprio nelle ultime battute, hai detto magari quando si fa una caccia ci sono micro trasformazioni che non sono subito evidenti. Sì, e a volte però no. A volte proprio succedono delle cose nei giorni successivi all'esperienza che sono abbastanza evidenti per la persona. E ti faccio questo esempio che per me, insomma, è stato abbastanza che ricordo ancora, insomma, come esempio particolare. È una persona a cui ho fatto la caccia perché è una persona proprio nell'età ormai matura, ultra matura, che era rimasto con un vulnus nella sua infanzia, per cui era stato allontanato in un certo periodo della sua infanzia da casa, ospitato da zii, da parenti, e la persona si era sempre portata questa idea di essere stato rifiutato dai genitori senza mai sapere perché. Quindi gli era rimasta questa ferita, proprio questa, che ancora dopo più di 60 anni la persona ricordava, no? Dandosi la colpa, tra l'altro, perché in genere spesso la mente si dà le colpe di cose che magari riguardano altre persone, ma una si prende la colpa. Vabbè, io faccio l'esperienza, dico, vabbè, se vuoi posso andare a vedere se è successo qualcosa nel momento in cui tu sei stato allontanato. E, e io, cioè, nell'esperienza, per riassumerla, io ho avuto la percezione chiara che la mamma avesse avuto un aborto, mentre questa persona era figlio unico. Quindi io alla fine dell'esperienza ho detto alla persona, dico, ma tu sai se tua madre insomma, ha avuto un aborto nella sua vita? Dice, no, assolutamente no, io sono figlio unico e non ho mai saputo di questo evento. Ebbene, saranno passati circa 15 giorni, questa è stata appunto eclatante come verifica nel mondo quotidiano. 15 giorni da questa caccia, la madre casualmente, con due enormi virgolette, fa una visita da uno specialista, un medico di agopuntura, insomma, medicina cinese, e accompagnata dal figlio di questa persona, quindi dal nipote. Nell'anamnesi il medico chiede dati personali, tra cui ha avuto mai aborti? E la signora risponde sì, sì, uno. Il nipote che era lì presente dice: Ma io nonna non ho mai saputo di questo aborto, quando è successo? E dice: Sì, una volta. E lei era molto reticente, proprio aveva sempre silenziato questo evento. Quindi quella cosa che è sembrata fortuita, casualmente dopo veramente più di 60 anni, la signora si trova a fare questa visita e dice di questa cosa. E allora la riconnessione è stata che, anche se non abbiamo, lei non ricordava esattamente l'anno specifico, però sicuramente perché quando l'evento per cui era stato allontanato allora il bambino da casa era coinciso con il suo ricovero in ospedale perché doveva abortire. Non è Ah, stato detto questo evento, allora i genitori, pensando che i bambini in genere sono stupidi, perché questa è spesso una cosa che c'è molto, no? Il bambino non serve spiegare perché tanto non capirebbe. E invece i genitori non avevano fatto partecipe il figlio di questo, il figlio si era dato proprio motivi inutili, non veri, rispetto a quell'allontanamento, dandosi la responsabilità. Invece era proprio perché i genitori non erano a casa, dovevano affrontare questo evento straordinario. Finalmente è scomparsa per la persona quella sensazione di quel vulnus, quella sensazione di mancanza che si portava da una vita dentro, collegata a quell'evento inspiegabile per lui. bellissimo. Ecco, questo per farti capire che a volte le coincidenze sembrano fortuite, che accadono dopo un'esperienza come la caccia, possono essere molto veloci. Non è Bellissimo. sempre così, però Molto, succede. molto... Beh, grazie di aver detto questa storia, insomma, dà ancora più forza a quello che, insomma, quello che avevamo detto prima, no?
ci fa capire come è possibile, come potrebbe svilupparsi dopo la sessione. Mi hai fatto venire veramente voglia di provarla. Va bene, Quando vuoi. grazie Maria Rosa, grazie a chi ci ha ascoltato. Per le prossime puntate iscrivetevi al canale se volete. Ogni settimana ci sono dei nuovi video su dolori cronici, o nuovi podcast con nuovi terapisti o esperti nel mondo della medicina integrativa o alternativa, anche se non mi piace più parlare di alternativa perché oggi non si deve più, secondo me, fare una distinzione tra medicina convenzionale alternativa o integrativa e medicina e basta. Ok? Ricordo. A presto e ciao a tutti, ci vediamo al prossimo episodio.